14 giugno 2025, San Vito di Cadore. Eccoci ai piedi del Sorapis e del Monte Antelao, pronti per la ferrata Caprioli. Ecco il bivio, a destra Rifugio San Marco, sentiero normale, e invece via dritti così, ferrata Caprioli, rota Caprioli. E qui davanti a noi il Re Antelao. E via, attacco alla ferrata Caprioli.
eccoci alla fine della ferrata, si arriva da lì. Ferrata impegnativa, molto molto bella, ma con uno spettacolo alla fine che ripaga immensamente gli sforzi. Ma incredibile, dalle tofane, eccole lì, tofane, Croda da Lago, il Pelmo, ma incredibile. E qua dietro c'è l'Antelao e adesso andiamo a vederlo raggiungendo prima il rifugio San Marco. Lì sopra la vecchia passerella dove passava il vecchio sentiero e adesso invece, dato che ha franato tutto, c'è questa via alternativa nuova, scavata sul ghiaione praticamente, e lì sotto San Vito. Ecco qui la deviazione del 225, una volta si andava via dritti di qua, invece adesso hanno fatto la deviazione per saltare la frana. I do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all. Lasciamo rifugio San Marco e andiamo in direzione rifugio Scoter a concludere questo giro ad anello spettacolare con questa ferrata Caprioli. Molto bella, non da sottovalutare, Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. There's a light and there's a fire coming out of me every time I see what's to destroy. Ed eccoci di ritorno verso San Vito di Cadore al parcheggio del San Bar. Grazie mille Enrico di questa fantastica avventura. Grazie a te Paolo. Bellissima la ferrata, la Rota Caprioli, da non sottovalutare, sì. Confermiamo anche noi. Sì, bella ma non banale. Non banale, esatto. Ci sono dei punti, soprattutto all'inizio, che sembra semplice, ma il primo impatto a livello psicologico non lo è, e quindi da stare attenti e non sottovalutarla. Comunque panorama eccezionale, spero sia venuto fuori qualcosa dal video, e come vedete c'è anche magliette nuove, My Best Time Hiking, quindi stay tuned. E alla prossima avventura allora. Grazie Enrico. Ciao a tutti.